Squadre già in campo per il sorteggio. Akragas in maglia bianco-azzurra, il campo franco con la consueta casacca giallo-rossa. Queste le formazioni scelte dai due allenatori. L'Akragas è con Russo in porta, Iannello, Alletto, Aprile, Vindigni, Fallea, Bonaffini, Pellegrino, Continuo, Arena, Caci. 4-4-2 lo schieramento dell'Akragas del tecnico Pino Rigoli. Il campo franco secondo in classifica scende in campo con Leonardo in porta, Ardizzone, Mesi, Lonigro, Cugliò, Scrudato, Panepinto, Sposito, Costa, Polito, D'Angelo. Vindigni, lancio lungo per Bonaffini, in Mesi, Bonaffini, palla al lato. Poi Bonaffini continua, attacca l'Akragas, nono minuto del primo tempo, attenzione, Bonaffini è pronto la cross sul secondo palo per Nicola Arena, palla sul fondo, avanza in Mesi, Iannello con la fronte, poi la palla filtra, è buona per Bonaffini, continua in zona gol, attenzione, continua al 12esimo, Gerlando Contino, Leonardo para da gran campione, si salva il campo franco, palla gol colossale per Gerlando Contino. Aprile, Bonaffini mette giù il pallone da gran campione, ancora Alessandro Bonaffini, 32esimo, Bonaffini la piazza, ma Leonardo c'è. Campofranco che sta disputando un'ottima stagione, attenzione a Polito, non c'è fuorigioco, Polito, Iannello salva tutto. 39esimo minuto, 0-0 tra Campofranco e Akragas. Pellegrino, Arena, palla gol per Nicola Arena per sbloccarsi in rete. Nicola Arena, si sblocca il fantasista e l'Akragas passa in vantaggio con il numero 10, Nicola Arena. Fanno feste i tifosi dell'Akragas per il vantaggio della capolista, il destro chirurgico di Nicola Arena. L'Akragas conduce adesso 1-0. Lonigro per Costa, Fallea prende bene il tempo all'avversario, poi perde il pallone l'Akragas ingenuamente, allora Panepinto, il fallo di Fallea, arriva il giallo per Mirko Alletto che ha commesso fallo prima su Panepinto, il secondo ammonito in casa Akragas dopo Federico Russo, adesso Mirko Alletto. Panepinto contro Alletto, già ammonito, se ne va Panepinto, è più veloce di Alletto, attenzione, arriva l'arbitro, attenzione, giallo per Mirko Alletto e l'Akragas rimane in 10 uomini, doccia anticipata per Mirko Alletto, punizione per il campo franco. L'Akragas rimane in 10 uomini proprio al 45esimo del primo tempo. Finisce qui il primo tempo. L'Akragas lo chiude in vantaggio 1-0, gol di Nicola Arena al 40esimo. Panepinto va sul fondo, è pronta la cross, ecco la palla sul primo palo, allontana Vindigni, poi altra chance, colpo di testa di Polito e la bella parata di Federico Russo. Parte Polito, la palla è lì, attenzione, Lonigro, Russo salva l'Akragas al quinto minuto della ripresa, super parata di Federico Russo. Il fischio di Marco Dascanio, parte Nicola Arena al 10° del secondo tempo, Leonardo, bella parata del portiere giallorosso, avanza Sposito, poi Vindigni, vuole Arena, ecco servito, contro Scudato, se ne va Nicola Arena con una magia, ancora Nicola Arena che entra in aria, Arena, la sua punta, palla fuori di un niente, ha provato il colpo da biliardo Nicola Arena, ancora Lonigro, palla sul secondo palo, attenzione, Russo, palla sul fondo, il colpo di testa di Polito, attenzione Arena, non c'è fuorigioco, palla gol per l'Akragas, Arena giù, rigore Akragas, il fallo di Leonardo, giallo per il portiere. 28esimo del secondo tempo, Akragas in vantaggio 1-0, gol di Arena al 40esimo del primo tempo, adesso il rigore ancora per il fantasista dell'Akragas, parte Arena, tiro di Nicola Arena e la rete dell'Akragas, 2-0 per i biancoazzurri, la capolista se ne va, fanno festa i tifosi
a Cragantini gli oltre 300 sostenitori bianco-azzurri presenti allo stadio di Casteltermini. Arena ha trafitto Leonardo per il 2-0, doppietta per Arena che sale a quota 18 reti in campionato e si conferma bomber indiscusso del girone A dell'eccellenza. Lonigro, 34esimo minuto, cross in aria per Restivo, svetta Cuiò, palla sul fondo, brivido per l'Akragas. Panepinto, Ardizzone, il suo cross invitante, Russo, attack sui guantoni, la palla è sua. Vindigni per Arena, il duello con Cuiò. Arena arriva prima sul pallone, manda al bar Cuiò. Poi arriva Pellegrino in zona tiro, Gaspare Pellegrino prova a piazzarla, difende bene il Campofranco. Polito, cross in aria, attenzione, Restivo e la bella parata di Russo. Panepinto, non è finita, si salva l'Akragas, bravissimo Federico Russo. Cuiò, finisce qui la partita, vince l'Akragas che torna al successo dopo 4 giornate e mette in cassaforte una grossa fetta di promozione in Serie D. Akragas che sbanca lo stadio di Casteltermini, batte 2-0 il Campofranco con la doppietta di Nicola Arena al 40esimo del primo tempo, il primo gol, e sul rigore al 29esimo della ripresa. L'Akragas che ha giocato con l'uomo in meno per tutto il secondo tempo.